Allora, possiamo riprendere? Allora, sentiamo l'ultimo test. Presidente, chiedo scusa, posso, nell'attesa che entra il testimone, dal sito di Foggia, la mia assistita Silvia Di Filippo mi rappresentava questa esigenza, mi deve conferire una procura speciale, per la quale serve l'autenticazione da parte della matricola, e dice la matricola del carcere di Foggia che serve il nulla osta del tribunale. Noi quando ci chiedono queste cose le concediamo sempre, subito appena arrivano, non ci sono problemi. Quindi no, servirebbe proprio per fare l'autentica, quindi se lo possiamo lasciare a verbale in modo tale che a Foggia possano fare questa autentica. È la prima volta che lo sento, però... Possiamo anche farlo, però le dico che normalmente funziona così, che la detenuta chiede di poter conferire la procura speciale al difensore, la matricola lo manda a noi per il rilascio del nulla osta. Quindi questa è la procedura. Possiamo anche metterlo a verbale, però in assenza di una richiesta della detenuta, in genere l'ufficio matricola poi dopo vuole documentalmente la richiesta della detenuta presso di loro. Questo è quello che in altre circostanze ho constatato, ha capito? Perché in un'altra occasione, diciamo, è stata autenticata la sua firma e poi mi ha spedito la procura speciale direttamente a me, solo per abbreviare i tempi, non per altro. No, qualche volta mi è capitato. Possiamo anche provare, se lei lo dichiara a verbale, noi rilasciamo il nulla osta a verbale e lo mandiamo alla matricola, però non escludo che la matricola gli chieda di chiederlo a loro con un'istanza. Noi appena arriva, comunque in genere queste cose le autorizziamo subito. Allora diamo atto, dobbiamo far dire la detenuta che deve eventualmente rappresentare, che intende rilasciare una procura speciale. Vediamo un attimo, prima di far entrare il test, un secondo solo, la Di Filippo, no? Dal sito di Foggia. È presente? Sito di Foggia per la Di Filippo, ci rispondete? Sì, presente. È presente. Mettiamo a verbale che il difensore della imputata Di Filippo rappresenta che la propria assistita intende rilasciare una procura speciale al proprio difensore. Vediamo un attimo se la detenuta conferma questa circostanza. Per quali finalità, avvocato? Per quali finalità la procura speciale? Per interloquire con un istituto bancario. Lo deve dire la detenuta eventualmente, dichiararlo? Sì, confermo, signor Presidente. E vuole lasciare la procura speciale al suo difensore per interloquire con quale istituto? Con l'istituto bancario Santander. Santander. Ah, Santander. Sì. Va bene, il Tribunale rilascia nulla osta per quanto di eventuale interesse e dispone la trasmissione della stralcio del verbale alla matricola del carcere. Va bene, allora prego, il test si può accomodare? Ok. Allora, buongiorno. Prego, allora. Buongiorno Presidente. Buongiorno, si deve impegnare a dire la verità? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Prego. Sono il capitano dei Carabinieri Gianluca Ceccagnoli, sono nato a Roma il 30 maggio 1997, comando la seconda sezione del nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma Ostia dal mese di settembre dell'anno 2015. Bene, prego Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Buongiorno capitano. Buongiorno dottore. Senta, lei insomma quindi è da più di 5 anni che presta servizio a Ostia. Sì. E ha avuto modo di partecipare ad attività che riguardano la criminalità organizzata operante a Ostia? Sì dottore, allora il mio ufficio si occupa quasi esclusivamente di criminalità organizzata, quindi negli ultimi 5 anni ho partecipato a tutte le indagini che hanno riguardato i principali gruppi organizzati di tipo mafioso e non sul territorio di Ostia. Senta, e nel fare questa attività, nel redigere le relative informative di reato, ha avuto modo anche di studiare, fra virgolette, la storia anche giudiziaria delle organizzazioni operanti insomma, su quel territorio, anche prima che arrivasse lei a Ostia? Certamente dottore, è stata una parte imprescindibile del mio lavoro, cioè senza conoscere la storia giudiziaria e criminale del territorio non avrei potuto iniziare, intraprendere e svolgere le attività investigative che ho svolto. Senta, guardi, allora partiamo
dall'ultima parte del capitolato di prova, cioè lei è chiamato anche a riferire sugli accertamenti che eseguiti con riferimento ai rapporti storicamente esistenti fra le diverse organizzazioni criminali operanti a Ostia. Partiamo da qua e poi andiamo su quello che ci interessa proprio in relazione a questo procedimento. Sì, allora, le fonti della mia conoscenza sono quelle che ho appena detto, quindi le indagini che ho svolto direttamente e la storia giudiziaria che ho dovuto giocoforza studiare. L'insieme di queste fonti che cosa mi porta ad affermare? Mi porta ad affermare che ad Ostia, nel territorio di Ostia, esiste un complesso scacchiere criminale. In questo scacchiere operano diverse organizzazioni criminali, variegate potrei dire per natura e per caratteristiche. Operano ed hanno storicamente operato. Sono organizzazioni criminali di tipo mafioso, in alcuni casi, di tipo mafioso autoctono, ancora organizzazioni che hanno una derivazione dalle mafie cosiddette tradizionali, quindi faccio riferimento alla Camorra e a Cosa Nostra siciliana, organizzazioni che pur senza il connotato della mafiosità si occupano in generale di narcotraffico, e altre organizzazioni che, pur non essendo mafiose, hanno comunque sia operato secondo il cosiddetto metodo mafioso. Le vado a denunciare sommariamente queste organizzazioni. La mia ricostruzione parte più o meno da 13 anni indietro, per non andare a scomodare per l'appunto la banda della Magliana. Quelle che ho incontrato durante il mio percorso professionale sono state queste: in primis il clan Fasciani, mafia autoctona, definibile così perché su questo c'è una recentissima sentenza passata in giudicato. Poi ancora ci siamo imbattuti nel clan Spada, sul quale oggi approfondiremo comunque sia la descrizione. Per quanto riguarda gli Spada, ho partecipato all'indagine Suburbe, all'indagine Glissi, di cui poi dirò, e attualmente c'è una condanna di primo grado che attesta la mafiosità del clan denominato Spada. Poi ancora, storicamente ad Ostia, almeno fino all'anno 2013, poi spiegherò questa data, darò anche una timeline, ha operato un'altra potente organizzazione criminale, questa di derivazione da Cosa Nostra Agrigentina, ed è il gruppo criminale che faceva capo ai cosiddetti fratelli Triassi, gruppo criminale che poi nel 2013 ha subito una scissione, di cui poi dirò più avanti, per cui ci siamo trovati poi dal 2013 in avanti, fino al 2013 gruppo Triassi, dal 2013 in avanti li chiameremo epigoni del clan Triassi, oppure gruppo Maverick. E poi ancora a questi si sono andati ad aggiungere dei gruppi che possiamo definire epigoni della banda della Magliana fino all'anno 2011, faccio riferimento a un gruppo criminale noto con lo pseudonimo di gruppo dei Baficchi, e poi ancora nello scacchiere, come ho detto all'inizio, hanno operato altre organizzazioni criminali che essenzialmente si sono adoperate per il narcotraffico. Proprio sul narcotraffico mi soffermo. Tutte quante queste organizzazioni ruotano e hanno ruotato intorno ai due macro business criminali del territorio di Ostia, che sono in primis il narcotraffico. Da questo punto di vista Ostia ha una sorta di vocazione internazionale, non fosse altro che c'è l'aeroporto internazionale di Fiumicino, contiguo, e quindi parlo dei collegamenti col Sud America per l'importazione della cocaina, e poco più a nord il porto commerciale e civile di Civitavecchia, dal quale abbiamo accertato provenire buona parte dei carichi di hashish dalla Spagna o dal Nord Africa. Senza soffermarmi troppo, la seconda attività economica importante è quella del controllo criminale delle attività balneari, faccio riferimento quindi agli stabilimenti balneari di Ostia e tutte quante le attività di indotto. Nel corso degli anni, intorno a questi affari, si sono consumati scontri e alleanze tra queste organizzazioni criminali. In particolare
in relazione agli scontri, ogni qualvolta queste organizzazioni si sono scontrate, questo ha rappresentato un'opportunità per le forze di polizia, per il mio ufficio per esempio, che ha avuto modo di entrare e investigare. Tuttavia gli scontri hanno poi portato anche, nel corso degli anni, ad un mutamento dell'assetto dello scacchiere, perché in forza delle vittorie o sconfitte appunto sullo scacchiere alcune organizzazioni hanno preso il sopravvento su altre che operavano sul territorio. Vogliamo indicare diciamo, i fatti di sangue più rilevanti dal suo punto di vista con riferimento a questo diciamo, riposizionamento delle varie organizzazioni degli ultimi 13 anni, quindi partiamo dal 2007 andando in ordine cronologico, se è in grado di indicarci qualche... Sì, assolutamente sì. Allora, proprio sulla cronologia, sulla timeline, vorrei fare soltanto un'ultima precisazione sullo scacchiere pubblico ministero. Allora, il termine scacchiere a Ostia l'abbiamo coniato noi, forze di polizia. Lo scacchiere di Ostia però è storicamente interconnesso ad altri scacchieri criminali della capitale. L'insieme degli scacchieri è stato definito da alcuni nostri indagati quando facciamo l'indagine Maverick come sistema, ovvero oltre lo scacchiere il sistema sono le modalità secondo le quali le organizzazioni romane e ostiensi interagivano tra di loro. E arrivo ai fatti di sangue. Fatto di sangue vuol dire notoriamente mediaticità, quindi vuol dire attirare l'attenzione delle forze dei media e quindi anche delle forze di polizia, vuol dire quindi appunto possibilità da parte degli organi investigativi di entrare ad investigare, quindi ai fatti di sangue più eclatanti nel corso degli anni hanno fatto sempre seguito tentativi di ricomposizione sia da parte di soggetti carismatici appartenenti alla mafia autoctona, sia anche da soggetti, figure criminali carismatiche appartenenti ad organizzazioni criminali che non erano di Ostia. Questo perché in virtù di questa interconnessione del business criminale è sempre stato nell'interesse di tutti non fare la guerra ad Ostia. E vado adesso sui fatti di sangue. Il primo che noi incontriamo, ho preparato una timeline ecco, sui fatti più significativi degli ultimi anni che riguardano gli accadimenti per cui oggi è processo. Il primo ce l'abbiamo il 20 settembre dell'anno 2007. In questa data 2 pregiudicati noti di Ostia, tali De Santis Roberto e Giordani Roberto, soggetti che all'epoca le indagini svolte hanno chiarito essere legati, contigui al boss Senese Michele. Quando parlo di Senese Michele parlo della Camorra a Roma, quindi elemento di spicco della Camorra. Questi 2 pregiudicati gambizzano Triassi Vito. Triassi Vito, insieme al fratello Vincenzo, all'epoca era a capo di quel gruppo criminale che ho citato poc'anzi, gruppo Triassi, che nel 2013 subirà questa scissione. Altri fatti interessanti. Allora andiamo al 2 luglio dell'anno 2011. Abbiamo ad Ostia l'omicidio di Salera Marco. Questo Salera Marco è importante. All'epoca era l'autore dell'omicidio è un certo De Michele Davide. De Michele Davide era il fratello di De Michele Vania, che all'epoca era la compagna di Salera Marco. Salera Marco, per vincoli parentali, Salera Marco era il fratello di Salera Desiré, che all'epoca era la moglie di Spada Ottavio. Spada Ottavio era talmente legato alla famiglia Salera e a Salera Marco che da quel momento in poi assume il soprannome di Marco. Quindi quando noi diciamo Spada Ottavio detto Marco o semplicemente Marco Spada intendiamo Spada Ottavio. Senta capitano, diciamo le generalità complete di Spada Ottavio. Sì. Spada Ottavio detto Marco, nato a Roma il 15 settembre 1989. Ok. Andiamo ancora avanti. Il 2 luglio c'è l'omicidio. Il 29 luglio 2011
Cardoni Michael, cioè un rampollo della famiglia dei Baficchi, che ho citato poc'anzi, su richiesta di Fasciani Alessandro, posiziona una bomba davanti al panificio pizzeria di De Michele Salvatore, cioè il padre di Davide, quello che aveva ucciso Salera Marco. Ancora, arriviamo al 22 novembre dell'anno 2011, a Ostia, segnatamente nella zona di Ostia Nuova, quindi siamo intorno a Piazza Gasparri, che è un luogo simbolo di tutte quante le nostre indagini, poi vi spiegherò perché, vengono uccisi Galleoni Giovanni ed Antonini Francesco. Attraverso l'attività di indagine denominata Eclissi è stato accertato che autori e mandanti di questo omicidio erano soggetti maggiorenti del clan Spada. Di fatto, con l'omicidio di Galleoni ed Antonini viene estromesso dallo scacchiere il gruppo criminale dei Baficchi e inizia di fatto l'ascesa criminale del clan Spada, che diventerà quasi egemone nel territorio di Ostia Nuova fino ai colpi giudiziari che gli verranno inflitti dall'anno 2016 in avanti. Ancora, arriviamo al 15 luglio dell'anno 2013, altro scontro importantissimo. Questo scontro avviene in via Costanzo Casana, davanti a una sala scommesse, proprio alle spalle della caserma dei Carabinieri. Avviene questo scontro, adesso vi dico chi sono i contendenti, come se la caserma dei Carabinieri non ci fosse. Insomma, questo è indicativo della tracotanza che... Scusi, stava dicendo qual è il fatto che è avvenuto alle spalle della caserma dei Carabinieri? Sì, allora, in quella circostanza si scontrano due gruppi criminali, ovvero si scontrano, nel senso letterario del termine, il clan Spada e il clan dei Triassi. Chi sono i contendenti? Da un lato c'era Spada Carmine, quindi il capo del clan Spada, c'era Spada Ottavio, Spada Carmine detto Romoletto, nato a Roma il 5 aprile 1967. C'era Spada Ottavio detto Marco, quindi il nipote prediletto. C'era De Silvio Nando, che è un altro soggetto intraneo all'organizzazione, un cugino, che pure è stato condannato in primo grado quale appartenente al clan mafioso degli Spada. Dall'altra parte invece c'erano i luogotenenti del gruppo Triassi, non c'erano i Triassi Vincenzo e Vito, ma c'erano Di Francesco Fabio, nato a Roma il 12 maggio 1969, c'era Esposito Marco, detto Barboncino, soggetto di particolare interesse per questo processo, c'era Fusinano Domenico e c'era anche Sertorio Ombretta, cioè la compagna all'epoca di Di Francesco. In questo scontro i soggetti più importanti sono da un lato ovviamente Spada Carmine, dall'altro il soggetto più importante non era Esposito Marco, ma era Di Francesco Fabio. Poi le indagini ci diranno che c'era un rapporto di subordinazione tra Di Francesco ed Esposito. E comunque sia, nel corso dell'indagine Maverick abbiamo intercettato Di Francesco Fabio che parlava di questo incontro e ci racconterà attraverso le intercettazioni come in quel momento storico il loro gruppo era Triassi. Sempre quell'attività di indagine ci dice, ma anche l'intervento che fu fatto all'epoca sul territorio, ci dice come si concluse quello scontro, ovvero con Esposito Marco che esplose dei colpi d'arma da fuoco contro gli Spada, attingendo ad una gamba Spada Ottavio, e con Spada Ottavio che invece riuscì a colpire con un coltello alla gola
riuscendo quasi, colpendolo in maniera importante, Esposito Marco detto Barboncino. Quindi in quella circostanza sia Esposito Marco che Spada Ottavio furono particolarmente fortunati perché comunque non morirono. Alla base di questo scontro che cosa c'era stato? Qualcuno in altri processi ha parlato di uno scontro tra donne generico. In realtà vi era stato un litigio poco prima tra Salera Desiree, ovvero la moglie di Spada Ottavio detto Marco, e De Michele Vania, ovvero l'ex moglie di Salera Marco, il cognato di Spada Ottavio, che nel frattempo si era fidanzata, si era messa insieme ad un appartenente al gruppo dei Triassi, parlo di Sagoni Lorenzo. Senta, ma negli anni successivi ci sono stati altri, diciamo, scontri fra questi due gruppi, cioè Esposito Marco e qualcuno del suo gruppo e appartenenti al clan Spada? Ci sono stati altri eventi? Assolutamente sì, pubblico ministero. Ci arrivo, è tra i fatti di sangue. Comunque poco dopo questo scontro del luglio 2013 il 26 luglio 2013 si esegue l'operazione Nuova Alba da parte della Polizia di Stato contro il clan Fasciani. Questo, diciamo, che l'intervento importante di forze di polizia in quel contesto evidentemente riuscì a smorzare gli animi. Come fatto storico, ecco, poi andando avanti sui fatti importanti, il 29 aprile 2015 veniva sciolto il 10° municipio di Ostia per infiltrazioni mafiose, e andiamo allo scontro che ha preannunciato il pubblico ministero, che per realtà scontro non è. Il 7 agosto, nel mese di agosto dell'anno 2015, quindi poco prima che io arrivassi ad Ostia, era in corso da parte del nucleo investigativo di Ostia un'indagine sul narcotraffico internazionale che fu convenzionalmente denominata Critical. Questa indagine ruotava intorno alla figura criminale di Ferreri Fabrizio, che è stato condannato, si tratta di un narcotrafficante, e Ferreri Fabrizio è una figura particolarmente importante, vado a prendere l'albero genealogico. Ferreri Fabrizio rappresenta un trade union tra le famiglie Spada e le famiglie Fasciani. Per quale motivo? Perché Ferreri Fabrizio è sposato con Salera Alessandra in primis, quindi attraverso il matrimonio con Salera Alessandra era diventato cognato di Spada Ottavio, perché Salera Alessandra è la sorella di Salera Desiree, appunto la moglie di Spada Ottavio, nonché di Salera Marco, il ragazzo che era stato ucciso qualche anno prima. E durante le indagini fu accertata anche attraverso le intercettazioni questa particolare vicinanza. Dall'altro Ferreri Fabrizio, lo ritroveremo anche più avanti, era legato per vincoli di parentela anche alla famiglia Fasciani. In particolare sua madre, Verdini Silvana, è coniugata con Ferreri Vincenzo, il papà quindi di Fabrizio. Ferreri Vincenzo è il fratello di Ferreri Maria è coniugata con Fasciani Terenzio. Fasciani Terenzio è uno dei soggetti apicali dell'omonimo clan Fasciani, che fa capo a Fasciani Carmine classe 49. Nel corso di questa indagine è stato, oltre al narcotraffico, è stato accertato come Spada Ottavio, congiuntamente a Ferreri Fabrizio, a Salera Danilo, quindi un altro dei fratelli Salera, a tale Poliziani Thomas, stava organizzando un'azione violenta, noi riteniamo fosse un'azione omicidiaria. Durante le attività intercettive in particolare fu individuato il nascondiglio all'interno del quale all'idroscalo di Ostia si erano nascosti Poliziani Thomas e Salera Danilo su disposizione di Ottavio Spada e di Ferreri Fabrizio, ed erano pronti a colpire, cioè si erano armati, avevano trovato la motocicletta per poter colpire, c'erano anche le armi. Quindi in quella circostanza, per evitare appunto che il delitto fosse effettivamente compiuto, fu fatto un intervento presso quel sito, ripeto, individuato attraverso le attività intercettive, e furono trovate per l'appunto le armi e tutto quanto il materiale necessario per fare questo agguato. E l'obiettivo chi era? In quel momento
secondo la nostra ricostruzione l'obiettivo poteva essere proprio Esposito Marco. In particolare fu accertato come qualche tempo prima Ferreri Fabrizio aveva subito ben 3 incendi di autovettura a lui riconducibile e come lo stesso Ferreri sospettasse appunto di Esposito Marco, detto Barboncino, come autore di queste azioni. Quindi viene sventato comunque sia questo agguato e tuttavia il fuoco a Ostia non si spegne, perché poco tempo dopo, il 22 ottobre dell'anno 2015, sempre nella zona di Piazza Gasparri, viene gambizzato Cardoni Massimo. Chi è Cardoni Massimo? Cardoni Massimo, Presidente, era il cugino di primo grado di Giovanni Galleoni, il boss epigono della banda della Magliana, assassinato nell'anno 2011. Dopo l'omicidio di Galleoni, molti di quel gruppo criminale transitarono nel gruppo Spada, molti altri di fatto furono costretti all'esilio dal territorio di Ostia, tra questi per l'appunto anche Massimo Cardoni. Queste risultanze ce le dice l'indagine Suburbe e l'indagine Eclissi. Da qualche tempo tuttavia Cardoni Massimo era tornato nel territorio di Piazza Gasparri. Questo era evidentemente un affronto intollerabile per il gruppo criminale degli Spada. Aveva iniziato anche a chiedere estorsione a un supermercato Cardoni Massimo, per cui il 22 ottobre 2015 Cardoni viene gambizzato. Questa è la prima indagine che io intraprendo direttamente, perché ero arrivato ad Ostia da poco meno di un mese. Le attività comunque sia sulla gambizzazione di Cardoni Massimo all'epoca ci consentirono di individuare mandanti ed esecutori dell'azione e di andare ad individuare proprio in uno dei possibili moventi anche il tentativo di estromettere completamente la presenza del gruppo criminale dei Baficchi da quel territorio. Tant'è vero che il 12 aprile dell'anno 2016 gli Spada subiscono il primo colpo. Viene data esecuzione all'operazione Suburbe. Un piccolo passo indietro, chiedo scusa, dopo la gambizzazione di Cardoni Massimo inizia anche la collaborazione con la giustizia, poco dopo, di Cardoni Michael, il figlio di Cardoni Massimo, e della compagna Ianni Tamara. Inizia questa collaborazione all'inizio non per sede di giustizia, ma perché gli Spada in quel momento storico stavano di fatto cercando di estorcere un'abitazione popolare occupata ad Ostia da questi 2 ragazzi. Quindi di fronte alle continue minacce questi signori iniziano la loro collaborazione. Perché dico che l'esecuzione di Suburbe è l'inizio della fine? Perché con Suburbe viene tolto dallo scacchiere criminale un pezzo importante, cioè Spada Ottavio detto Marco, che verrà poi condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, proprio perché aveva cercato di impossessarsi delle abitazioni popolari dei 2 collaboratori di giustizia. Messo in vincoli Spada Ottavio, inizia la discesa del clan Spada. Poco tempo dopo, il 20 ottobre dell'anno 2016, inizia il mio ufficio un impegno investigativo importante, se parliamo di Maverick, indagine Maverick. Giusto, ecco una piccola parentesi, le principali attività investigative che hanno riguardato i gruppi mafiosi o pseudomafiosi del territorio sono state per l'appunto Nuova Alba, clan Fasciani, Eclissi Suburbe, clan Spada, Maverick, epigoni del clan Fasciani. Mentre noi abbiamo le nostre orecchie e i nostri occhi sul territorio, passo indietro, pardon, Maverick si incentra inizialmente sulla figura criminale di Esposito Marco detto Barboncino, che aveva la sua piazza di spaccio di stupefacenti in via Cagni, quindi siamo sempre nella zona di Ostia Nova, vicinissima alla piazza Gasparri. E questa attività di spaccio da parte di Esposito Marco è stata sempre comunque sia oggetto di discussioni con appartenenti al clan Spada. Comunque sia, durante l'indagine Maverick sistemiamo le nostre orecchie, le microspie, i nostri occhi, le telecamere sul territorio e iniziamo a studiarci la figura criminale di Esposito Marco. Scopriremo poi qual è la sua organizzazione criminale di riferimento. Si tratta di un'organizzazione particolarmente complessa,
Comunque sia, per restare sempre sulla scaletta dei fatti di sangue gravi, ripeto, quando noi abbiamo occhi e orecchie sul territorio, arriviamo al 4 novembre dell'anno 2016, primo tentativo di omicidio di Spada Carmine Romolette, quindi il capo dell'organizzazione. Ai danni di Spada Carmine, no? Sì, ai danni di Spada Carmine, chiedo scusa. 2 sicari si avvicinano a Spada Carmine mentre sta facendo rifornimento a una pompa di benzina di Ostia Nuova, gli esplodono contro dei colpi d'arma da fuoco, fortunatamente non riescono a colpirlo perché Spada Carmine prima si abbassa, poi riesce a svicolare nascondendosi dietro alcune autovetture. Conosco bene la dinamica di questo tentato omicidio perché fu fatto proprio a favore di telecamere. In quel momento era in corso anche l'impegno investigativo della squadra mobile sul territorio, lavoravamo comunque sia in stretta collaborazione, quindi ebbi l'opportunità di andarmi a vedere queste immagini presso la squadra mobile. E sempre la squadra mobile accertò come ci fosse stato anche un secondo tentativo di omicidio di Spada Carmine, visto il fallimento del primo, segnatamente in data 8 novembre 2016. Allora, che cosa posso affermare su questo fatto? Che poi, se necessario, non so se approfondiranno i colleghi della mobile, in entrambi i casi Spada Carmine, nel confrontarsi con il fratello, con Spada Roberto, fece ricadere i sospetti per questi tentati omicidi proprio su Esposito Marco. A onor del vero, in quel momento storico Esposito Marco era sotto le nostre telecamere e, per quello che risulta a noi, non era lui quantomeno l'esecutore materiale di questa azione di fuoco. Andiamo avanti, sempre nello scacchiere, gesto simbolico. Nel febbraio dell'anno 2017 viene lanciata una testa di maiale crivellata di colpi all'interno di un ristorante ad Ostia, all'Infernetto, quindi poco fuori Ostia, all'interno di un ristorante che era riconducibile ai pregiudicati De Santis Roberto e Giordani Roberto, detti Nasca e Cappottone, i 2 soggetti dell'inizio della mia discussione, quelli che avevano gambizzato Vito Triassi. Anche questo fatto emerge dall'indagine Maverick. Nell'ottobre dell'anno 2017, raggiunto secondo noi e secondo anche la Procura di DA un quadro completo sull'organizzazione Maverick, si conclude la prima parte dell'indagine Maverick. Perché dico prima parte? Noi chiudiamo Maverick nell'ottobre dell'anno 2017 e tuttavia l'autunno del 2017 e l'inizio dell'anno successivo sono particolarmente importanti, ma in particolare il mese di novembre di quell'anno, del 2017, risulta particolarmente caldo, tra virgolette. Per quale motivo? In primis, il 9 novembre dell'anno 2017 viene tolto dallo scacchiere un altro pezzo importantissimo, cioè Spada Roberto, il fratello di Spada Carmine. Perché viene tolto? Perché qualche giorno prima Spada Roberto aveva colpito con una testata ad Ostia 2 giornalisti della RAI, per Vincenzi Daniele, Anselmi Edoardo, per cui questo fatto era successo il 6 di novembre, il 9 novembre abbiamo dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Procura di DA Roma a carico di Spada Roberto, appunto per la violenza privata aggravata e le lesioni aggravate dal metodo mafioso. Questo fatto non solo indebolisce ulteriormente gli Spada, in quel periodo anche Romoletto, Carmine, non aveva grosse possibilità di movimento perché era sorvegliato speciale. Dicevo, non solo limita gli Spada, ma fa montare la rabbia, tra virgolette, delle altre organizzazioni dello scacchiere. Per quale motivo? Perché l'evento della testata risultò particolarmente mediatico e conseguentemente ci fu una abnorme concentrazione di forze di polizia, carabinieri, a controllare, a presidiare il territorio di Ostia Nuova. Questo ovviamente creò un nocumento importante alle attività delittuose. Andando avanti, che cosa accade? Il 21 settembre dell'anno 2017 viene incendiata l'autovettura di Verdini Silvana. Verdini Silvana è la madre di Ferreri Alessio. Allora, di fatto, con questo episodio, questo per noi è un reato spia,
inizia un attacco frontale sia nei confronti degli Spada sia nei confronti delle persone che agli Spada erano vicini, quindi per l'appunto la famiglia Salera. Ci ripete la data, mi scusi, di questo evento? È il 21 settembre 2017. Quindi prima del fermo di Spada Roberto? Sì, confermo. Il 23 novembre del 2017, quindi subito dopo il fermo di Roberto, avviene la gambizzazione ad Ostia di Ferreri Alessio. Ferreri Alessio chi è? È il fratello di Ferreri Fabrizio. Ferreri Fabrizio già l'ho ricostruito prima, che era il narcotrafficante imparentato sia con gli Spada che con i Triassi. Viene colpito con dei colpi d'arma da fuoco che lo attingono alla gamba destra, mi sembra. Proseguiamo, ripeto, questi tre giorni, 23, 24 e 25, sono i più caldi. Dopo la gambizzazione di Ferreri Alessio, per la quale, preciso, è stato condannato anche in secondo grado Cirillo Michele. Chi è Cirillo Michele? Cirillo Michele è il braccio destro di Esposito Marco, detto Barboncino. Che ci dice questo? Ce lo dice l'indagine Maverick, che per l'appunto è entrata in profondità su questa organizzazione. Il 25 novembre vengono esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco sul portone dell'abitazione di Spada Silvano. Chi è Spada Silvano? Spada Silvano è un componente di spessore del clan mafioso Spada, condannato in primo grado per 416 bis, e la sua abitazione era nei pressi di Piazza Gasparri. Ancora il 25 novembre del 2017 vengono esplosi dei colpi d'arma da fuoco contro il bar gestito da Spada Roberto, quindi siamo ancora una volta a Piazza Gasparri. Ma perché lei ripete sempre Piazza Gasparri? Cos'è Piazza Gasparri? Ci faccia capire. Allora, apro una parentesi. Secondo le nostre indagini, ma anche per pregressa esperienza, le associazioni mafiose, e quelle romane non fanno eccezione, non possono prescindere da due peculiarità, che sono: uno, il consenso popolare; due, il controllo del territorio. Allora, a Piazza Gasparri, il controllo del territorio da parte della famiglia Spada avveniva in primis attraverso la residenza in quel luogo, cioè a Piazza Gasparri abitano buona parte dei componenti di quella famiglia. Abitava anche Spada Carmine, lì vicino, Spada Ottavio, Spada Roberto, quindi abitavano tutti quanti lì intorno. Il controllo del territorio poi avveniva anche attraverso il metodo delle cosiddette piazze di spaccio. Uno dei core business del clan Spada era quello dello spaccio al dettaglio nella Piazza Gasparri dello stupefacente, ed è anche uno dei motivi di concorrenza col gruppo di Esposito Marco. A Ostia, in Piazza Gasparri, esistono le cosiddette piazze chiuse, ovvero, un po' come a Tor Bella Monaca, ci sono questi palazzoni popolari occupati che vengono monitorati da vedette e con delle inferriate per limitare l'accesso da parte delle forze di polizia. Il terzo strumento per controllare il territorio, ed è una peculiarità esclusivamente romana, è quello del controllo delle occupazioni abusive delle case popolari. Questa cosa non solo ha garantito agli Spada controllo appunto del territorio, perché quelle case stavano lì a Piazza Gasparri, ma di fatto ha creato anche il consenso, perché in quelle case spesso venivano tolti i concorrenti, gli avversari del clan. Faccio riferimento a Caddoni Michael, il collaboratore della compagna, e venivano messi appartenenti alla famiglia o anche soggetti comunque sia vicini al clan. Quindi delle mafie di Ostia, se dovessi dire qual è quella più territoriale, tra virgolette, ovvero quella che maggiormente controllava il territorio, posso affermare senza ombra di dubbio che si trattava del clan Spada, e tutto ruotava intorno a Piazza Gasparri. Ecco perché tutte quante le azioni violente che sono state commesse nel corso degli anni in quella zona hanno avuto anche una valenza simbolica, secondo le nostre ricostruzioni investigative. Sempre andando avanti nella timeline, e ho quasi ultimato, come noto per questo processo, il 13 dicembre dell'anno 2017 arriva la, consentitemi il termine, pace di Grottaferrata,
Il 25 gennaio dell'anno 2018 viene data esecuzione all'ordinanza Eclissi, quella contro il Caspada, che quindi toglie dallo scacchiere l'ultimo pezzo rimasto, il re, Spada Carmine, e anche diversi comunque sia luogotenenti e gregari. Nel febbraio 2018, visto il gravissimo quadro per quanto riguarda ordine e sicurezza pubblica, cioè a Ostia si è sempre sparato, ma in quel momento storico si sparava più del solito, decidiamo con la Procura di Roma di riaprire le attività intercettive del procedimento Maverick, e tuttavia questa volta le riapriamo in maniera ancora più incisiva rispetto a Maverick 1, la prima parte, perché era nostro interesse capire quali sarebbero stati gli spostamenti strategici del nostro avversario, quindi parliamo degli epigoni del clan Triassi, in relazione a tutto quanto quello che era successo in precedenza. E quando dico in maniera più incisiva, durante un'attività investigativa ci sono degli strumenti che noi chiamiamo determinanti, che sono quelli che ti fanno assumere il vantaggio decisivo sull'avversario, quindi sull'indagato. In questo caso viene installata una microspia ambientale all'interno di Fabio Di Francesco, che era il superiore gerarchico rispetto a Esposito Marco e che rivedremo più avanti quando entreremo nel dettaglio dell'indagine per cui oggi è processo. All'interno dell'abitazione? All'interno dell'abitazione di Fabio Di Francesco, confermo. Quella ambientale, quelle trascrizioni sono, passatemi il termine, un vero e proprio trattato sulla storia criminale del territorio, sugli assetti criminali del territorio in quel momento, cioè quando, non solo in quel momento, chiedo scusa, cioè quando stiamo facendo le intercettazioni, ma anche per quanto riguarda la storia. Vado avanti. Il 17 luglio 2018, dato storico, esecuzione dell'ordinanza Gramigna, quindi Casamonica Salvatore e altri vengono tolti dallo scacchiere, non di Ostia ma dallo scacchiere romano, vengono tolti dal sistema. Il 23 ottobre dell'anno 2018 diamo esecuzione all'ordinanza Maverick, quindi dallo scacchiere vengono tolti Esposito Marco, Fabio Di Francesco e tutti quanti gli appartenenti a quel gruppo criminale. Il 7 agosto dell'anno 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma viene ucciso Piscitelli Fabrizio, detto Diabolic, che noi conoscevamo già bene, anche se non apparteneva allo scacchiere di Ostia, era comunque sia in rapporti economici per quanto riguarda il traffico di stupefacenti con i nostri indagati. Facciamo un bel salto in avanti, perché tolte dal sistema le figure di Casamonica Salvatore, ristretto, Piscitelli Fabrizio, morto, Esposito Marco, ristretto, Spada Carmine, ristretto, quegli spazi di Ostia vengono di fatto presi da altre organizzazioni criminali, tant'è vero che fino a quel momento, fino all'omicidio di Piscitelli, a Ostia non registriamo altri episodi violenti, altre azioni violente, mentre invece arriviamo al 20 aprile 2020, a Ostia si torna a sparare. Non a Ostia in un luogo qualunque, ma in un luogo simbolo, e nei confronti di una persona particolare. Infatti registriamo davanti all'unico supermercato di Ostia Nuova, lo stesso posto dove era stato gambizzato Cardoni Massimo, vicino a dove era stato ucciso Galleoni Giovanni, quindi siamo lì in quella zona simbolo, registriamo il tentato omicidio di Ascani Paolo. Chi è Ascani Paolo? Ascani Paolo è il cognato e il fratello di Ascani Elisabetta, la moglie di Spada Roberto, che in quel momento era detenuto a Tolmezzo. Come se, venuti meno alcuni personaggi, altri gruppi cercassero di riappropriarsi anche in maniera simbolica di quel territorio. Le indagini fatte sul tentato omicidio di Ascani Paolo ci hanno consentito di individuare movente, esecutori materiali, ma anche gruppo criminale, purtroppo rimasto in maniera indefinita, che aveva fatto quell'attacco, e si trattava del gruppo criminale che
all'epoca Ascani Paolo nominò come Senese nel corso di un'intercettazione. Quindi Senese è lo stesso gruppo da cui abbiamo iniziato, e qui chiudiamo con la timeline, cioè quello che aveva partecipato appunto al tentativo di ricomposizione nell'anno 2007 dopo la gambizzazione di Vito Triassi. Senta, adesso concentriamoci un po' su Esposito Marco e sul suo gruppo, che interessa particolarmente per uno, diciamo, una parte di questo procedimento. Sì, allora, noi, anche per facilità nel corso delle attività investigative, abbiamo realizzato degli organigrammi, ecco, sui gruppi criminali che di volta in volta siamo andati ad investigare. Per quanto riguarda l'organigramma della famiglia Spada, si tratta di un albero genealogico con i soggetti di maggiore interesse, mentre invece per quanto riguarda il gruppo epigono dei Triassi si tratta di un vero e proprio organigramma, di uno schema concettuale. Io consulterò questi schemi, insomma, per illustrarvi sinotticamente quella che è l'organizzazione e l'inquadramento di Esposito Marco, detto Barboncino. Allora, l'attività Maverick ci dice che fino all'anno 2013 Esposito Marco, insieme ad altri, a Di Francesco Fabio, Alessandro Pignataro, erano inquadrati nel sistema criminale, nello scacchiere, nell'organizzazione denominata Clan Triassi. Dico questo perché lo dice Fabio Di Francesco nel corso di un'intercettazione che poi andremo a vedere. Nell'anno 2013 abbiamo una scissione, per cui Di Francesco Fabio, insieme ad Alessandro Pignataro, che era il suo braccio destro, erano rispettivamente il braccio destro e sinistro di Vito Triassi, questi due pregiudicati, danno vita ad un gruppo criminale autonomo. Questo gruppo criminale è stato analizzato in maniera veramente profonda dall'indagine Maverick, tant'è vero che non solo siamo riusciti a ricostruire l'operatività, insomma a sequestrare stupefacenti, a fare riscontri, ma a definire proprio la geometria di questo gruppo. Si tratta di un gruppo criminale che era composto, gerarchicamente organizzato, che era composto in primis da 4 livelli organizzativi. Si trattava di 4 livelli organizzativi a compartimenti stagni, ovvero dall'alto, dall'apice al basso, gli appartenenti al terzo livello dell'organizzazione, per esempio, non conoscevano chi fossero i componenti del primo livello dell'organizzazione. Vado più nel dettaglio. Allora, primo livello di questa organizzazione, abbiamo individuato Sibio Salvatore, un soggetto anziano, carismatico, appartenente a un'organizzazione criminale attiva nel narcotraffico sin dagli anni 90 a Roma, denominata come Banda della Marranella. Si trattava di un capo carismatico, poco operativo per le questioni spicce del controllo del territorio, che essenzialmente era in contatto con un latitante in Spagna e si occupava dell'approvvigionamento dei carichi di stupefacenti. Al secondo livello di questa organizzazione, quindi immediatamente subordinati rispetto a Sibio Salvatore, c'erano Pignataro Alessandro e Di Francesco Fabio. Di Francesco Fabio è il soggetto che nella lista del 2013 era stato sgozzato da Spada Ottavio. Subito sotto il secondo livello c'era un terzo livello dell'organizzazione. In questo terzo livello noi abbiamo inserito i 3 capi di altrettante articolazioni territoriali. In particolare c'era un'articolazione territoriale definita dagli indagati all'epoca come Batteria Durante, che si occupava dell'attività di spaccio nella zona di Ostia Centrale, per dare un'indicazione generica. A capo di questa articolazione territoriale c'erano, secondo la nostra ricostruzione, Flavio Durante e Sagoni Lorenzo. Sagoni Lorenzo, compagno di Vagna di Michele, la compagna di Salera Marco. Seconda articolazione territoriale si occupava della piazza di spaccio di Centrogiano Casalbernocchi. A capo c'era Perrulli Natale. Mi soffermo su Perrulli Natale perché vedremo poi più avanti, era soggetto particolarmente vicino a Di Francesco e sarà protagonista dei lunghi colloqui che verranno fatti a casa di Di Francesco e che noi intercetteremo
inerenti lo scacchiere criminale. Terza articolazione territoriale. Si occupava dell'attività di spaccio di piazza nella zona di Ostia Nuova in maniera concorrente rispetto al clan Spada, e a capo c'era Esposito Marco, detto Barboncino. I due luogotenenti di Esposito Marco, detto Barboncino, erano Cirillo Michele, ovvero quello condannato per la gambizzazione di Alessio Ferreri, e Domenico Fusinato, soggetto coinvolto nella rissa dell'anno 2013 davanti alla sala giochi dell'Ipocar. Qual era la peculiarità di questa organizzazione? Normalmente i carichi di stupefacente calavano dall'alto verso il basso, cioè attraverso l'organizzazione di Sibbio, di Pignataro, di Di Francesco, si curavano gli approvvigionamenti con l'estero, con la Spagna in particolar modo. Questo avveniva normalmente, tuttavia in situazioni contingenti ciascuno dei capi articolazione territoriale aveva la possibilità di approvvigionarsi di stupefacente anche attraverso fonti esterne. In particolare vedremo che a un certo punto andremo a colpire il cuore, il deposito dell'organizzazione, sequestreremo circa 150 kg di hashish. Quello sarà un momento di particolare crisi, tant'è vero che le diverse articolazioni territoriali, sempre con il consenso dei vertici, inizieranno a ricercare fonti di approvvigionamento alternative. Allora, come ho detto poc'anzi, iniziamo la seconda parte dell'indagine Maverick a seguito dei fatti di sangue, ma anche in seguito all'esecuzione dell'operazione Glisti, che aveva tolto appunto dallo scacchiere Clan Spada. Allora, sono due le cose importanti che rilevano per questo processo. Allora, punto numero 1. In alcune intercettazioni ambientali che iniziano il 12 aprile dell'anno 2018, chiedo scusa, Fabio Di Francesco e Natale Perrulli... Ci dice il RIT e progressivo? Sì. Allora, il RIT dell'ambientale a casa di Fabio Di Francesco, che era nel quartiere Torrino a Roma, è il numero 1518/2018. Vengono captate diverse conversazioni di interesse operativo. Il primo gruppo di conversazioni intercettate riguardano lo storico assetto del gruppo Triassi rispetto al sistema criminale romano, ovvero come si poneva il gruppo Triassi rispetto ad Angelo Senese, cioè il fratello di Michele Senese, vittima di omicidio qualche anno prima, ma anche rispetto ai gruppi facente capo alla banda della Marranella, a Carlino Giuseppe, detto Pinocchietto, in particolare anche lui vittima di omicidio, per il quale Senese Michele è stato poi arrestato. C'è sentenza definitiva, se non sbaglio, per questo omicidio. E ancora si illustrava lo scacchiere attuale a quell'epoca, quindi al mese di aprile 2018. Fabio Di Francesco, in particolare, affermava che lui era suo interesse creare una pace globale. La cosa molto interessante è che lui racconta di quelli che erano stati i suoi inizi nel sistema criminale. Lui dice: all'inizio ero inquadrato nell'organizzazione Clan Triassi, nella parte di base, poi piano piano ho risalito il sistema, sono arrivato alla scissione nell'anno 2013, poi sono salito ancora e a un certo punto ho scelto di non partecipare alle lotte cruente di piazza, quindi alle lotte per il controllo del territorio, al fine di scongiurare il rischio di essere o ucciso o arrestato, e quindi ho deciso di dedicarmi al narcotraffico. È proprio in questo contesto che Di Francesco critica l'atteggiamento invece eccessivamente aggressivo da parte di alcuni suoi luogotenenti, in particolare di Esposito Marco, e in queste conversazioni viene anche chiarito come una precedente
anzi non la precedente, come lo stato di tensione, tra virgolette, esistente tra Esposito Marco e i suoi stretti collaboratori e il Class Pada fosse stato risolto, come sempre accade ad Ostia, da due figure carismatiche corrispondenti a Diabolic, quindi Piscitelli Fabrizio, e Fabietti Fabrizio. Ora, l'altra informazione importante che ci danno queste intercettazioni è questa. In quel momento storico Esposito Marco aveva un ingente debito con Diabolic, quindi con Piscitelli Fabrizio. Secondo la nostra ricostruzione, per quello che ci dicono le intercettazioni, era un debito riconducibile allo stupefacente ed era un debito per un importo superiore a 40.000 euro. Quindi in quel momento il rapporto tra Esposito Marco e Diabolic era quello. Andando e l'altra cosa importante, poi in realtà si potrebbe scrivere un trattato sul crimine organizzato da queste intercettazioni ambientali. L'altra cosa importante, ecco, viene ricostruito per filo e per segno, andando anche ben oltre la ricostruzione processuale, lo scontro che c'era stato nel luglio 2013 in cui si erano contrapposti appunto gli Spada ed i Triassi. Le intercettazioni, Presidente, sono talmente chiare e talmente esplicite che secondo me non necessitano particolari commenti ulteriori, quindi vi do direttamente i progressivi. Si tratta il rito è sempre lo stesso, si tratta del progressivo 1223 del 12 aprile 2018. Chi sono gli interlocutori? Presidente, queste conversazioni, lo dico per il verbale, le abbiamo prodotte come verbale di prova di atto procedimento all'udienza del 5 marzo 2020, abbiamo prodotto la perizia trascrittiva effettuata nell'ambito del processo Maverick, quindi come 238, ne abbiamo acquisite due, questa che sta commentando, che adesso commenterà il capitano, e quella del 17 aprile del 2018 che commenterà subito dopo. Sì, allora poi gli interlocutori di questa stavamo dicendo. Sì, allora in questa conversazione del 12 aprile, la 1223, gli interlocutori sono Di Francesco Fabio, Perrulli Natale, Sertore Ombretta, cioè la compagna di Di Francesco. Poi ancora il 17 aprile, ora io non so quali a lei, Pubblico Ministero, io ne ho due nella mia ricostruzione. Le conversazioni importanti sono la numero 2108 e 2109, in realtà si tratta dello stesso colloquio perché il sistema generava progressivi di mezz'ora ciascuno, quindi si interrompe il progressivo 2108 e subito dopo inizia il progressivo 2109. In questa circostanza a parlare sono Di Francesco Fabio e Perrulli Natale e sono proprio le conversazioni del 17, mentre la conversazione del 12 è più focalizzata sui fatti, sulla colluttazione del luglio 2013, le conversazioni del 17 aprile sono focalizzate sullo scacchiere, quindi sul sistema, sulle interrelazioni con Fabietti Fabrizio e Piscitelli Fabrizio, sull'esistenza appunto del sistema, perché loro così lo chiamano, e ancora sulle figure storiche di Gennaro Senese, di Carlino Giuseppe, dei rapporti che c'erano tra queste organizzazioni, e ancora, per scendere più nel dettaglio del processo, in questa conversazione si parla appunto si fa riferimento alla cosiddetta pace di Grottaferrata. In particolare il passaggio è chiaro, si afferma chiaramente che a Marco Esposito, a Barboncino, così viene definito, per la questione di Romoletto gliel'hanno apparata Diabolic e Fabietti, perché già se stava a cagare in mano. Nella nostra ricostruzione appunto Diabolic vi ho detto chi è e Fabietti fa il cognome esplicito. E ancora... Ma chi è Fabietti? Non l'abbiamo detto chi è Fabietti. Come? Chi è Fabietti Fabrizio? Fabietti Fabrizio è un soggetto narcotrafficante operante nel settore est della capitale, che altre indagini, in particolare l'indagine Grande Raccordo Criminale della Guardia di Finanza, ci ha detto essere il socio in affari di Piscitelli Fabrizio, ma questo rapporto di colleganza tra
Piscitelli e Fabietti si evince anche in Maverick, tant'è vero che noi abbiamo formulato un capo di imputazione provvisorio a carico di entrambi in concorso per aver ceduto lo stupefacente a Esposito Marco. E sempre in questa conversazione si fa riferimento a come un'altra articolazione territoriale del gruppo Maverick comunque sia fosse intenzionata a colpire i soggetti appartenenti al gruppo Spada, e la cosa tuttavia non si era verificata perché evidentemente c'era stato un elemento impeditivo che secondo la nostra ricostruzione di oggi col senno di poi era appunto la pace di Grottaferrata. Comunque sia, a scanso di equivoci, ma noi le idee ce l'avevamo già abbastanza chiare, i soggetti del clan Spada che vengono menzionati sono per l'appunto Marco, ecco perché ho perso tempo a dire che in realtà Marco è Spada Ottavio, e poi ancora Robertino, cioè Spada Roberto, detto appunto Robertino, e Romoletto, che è il soprannome di Spada Carmine. Senta, una precisazione su quello che ha detto prima. Lei ha detto che all'epoca, quindi nell'autunno 2017, Spada Carmine era sorvegliato speciale. Sì, confermo. A noi risulta sottoposto all'obbligo di dimora, è sicuro di questo? Sì, chiedo scusa, sottoposto all'obbligo di dimora, pardon. Mentre era Piscitelli sorvegliato speciale. Era sorvegliato speciale, non poteva muoversi da Grottaferrata, sì. Sì, perché questo lo dico, l'ha già detto il Maggiore Cortese. Senta, lei prima ha indicato, insomma, ha predisposto una mappa, se ho capito bene? Sì. Sui vari gruppi. Sì, allora si tratta di due organigrammi. Il primo riguarda appunto, è un albero genealogico, riguarda i principali componenti del clan Spada di Ostia, e questo rileva per far capire comunque sia chi siano stati i soggetti colpiti durante l'autunno appunto del 2017, e anche per far capire lo stretto vincolo di parentela tra Spada Roberto classe 75, Spada Carmine, si tratta di fratelli, e Spada Ottavio detto Marco, che è il nipote dei primi due. Il secondo invece è l'organigramma dell'indagine Maverick, che per l'appunto precisa la collocazione numero 1 di Esposito Marco, quindi il soggetto cardine della vicenda della pace di Grottaferrata, e numero 2 chiarisce anche le posizioni di Francesco Fabio e Peruni Natale, che sono i due che nell'ambientale parlano appunto di questa vicenda. Allora, se ritiene, chiedo l'acquisizione, Presidente. Va bene, ci sono osservazioni delle parti su questa acquisizione? Si tratta di una sorta di schema riassuntivo delle... Va bene, non ci sono osservazioni delle difese e quindi diamo atto che il pubblico ministero... Diamo atto che il pubblico ministero produce due schemi riassuntivi dei componenti del clan Spada e del clan Epigoni e Triassi, predisposto dal teste operante dalla Polizia Giudiziaria. Sì, non ho altre domande, Presidente. Va bene, vediamo se ci sono domande delle parti civili, no, delle difese? Prego. Una domanda sola per me, sì. Capitano, buongiorno. Ma tutte queste informazioni che ci ha dato adesso, sì, lei le ricava da atti di polizia giudiziaria o cosa? A parte le sentenze che poi ha citato, sì, e che ha citato il pubblico ministero? Allora, se il Presidente è d'accordo, posso citare per ogni episodio la fonte. In senso generale posso dire che si tratta di indagini che ho fatto direttamente, sì, in particolare di Maverick, sì, quindi si tratta di intercettazioni ambientali e tutte quante quelle che sono le risultanze. Si tratta delle attività di indagine suburbe che ho fatto direttamente, che si avvalsa anche della collaborazione di collaboratori di giustizia, scusate il gioco di parole, di Eclissi vale la stessa cosa. Per tutto quanto quello, in senso ancora più generale, Avvocato, tutto quello che va dall'anno 2015 in avanti è provento delle attività investigative da me svolte. Quello che è precedente, per esempio la gambizzazione di Triassi dell'anno 2007, sì, deriva dallo studio delle sentenze. Va bene, la ringrazio. Non ho altre domande.